Bravo. Grazie. Dovreste allontanarvi un po' di più, grazie. Gli adulti dietro. Così ci Silenzio, per favore. Perché ci ha dato la possibilità di avverare il nostro sogno, cioè di conoscere di persona il signor Riccardo Folli. Io rappresento la Nazionale Italiana Cantanti, che è un insieme di amici che quasi 20 anni fa si sono messi insieme un po' casualmente e poi hanno lavorato per riuscire a tirar su, come diciamo noi, dei soldi da dare ai bambini bisognosi. La nostra associazione si chiama NIC, Nazionale Italiana Cantanti, per aiutare i bambini che soffrono. Quindi i bambini che soffrono non è vero, ringraziamo il cielo. Però nel mondo, per esempio, questa partita noi la dedichiamo al 50%. Mi ascoltate? Si sente la voce da là? Il 50% del ricavato di questa partita la dedichiamo. Te lo dici tu? Sì, glielo dico io. No, glielo dico io, dai. Glielo dico io. Dai, leggi. Glielo dico io. Il 50% lo vogliamo dedicare alle adozioni a distanza. Non so se ne avete sentito parlare, ci sono dei bambini, i bambini sono tutti degli angeli, giusto? Posso avere quell'angelo lì, giusto? Io dico, guardo mio figlio, mio bambino che ha 5 anni, perché lui era un angelo. E io era tanti anni che volevo un bambino e guardavo nel cielo, ma io non l'avevo visto. Poi un giorno c'era una nuvola un pochino più bianca, ho visto Ale e gli ho detto a Gesù, posso avere Ale? E Gesù mi ha detto, ma te sei un po' vecchietto. Sono vecchietto io? No. Non sono vecchietto? E allora i capelli bianchi? Lui dice che io non sono vecchietto solo qui dove ho le righe. Però non sono molto vecchietto. Che la distanza vuol dire che noi dall'Italia, con un pochino dei nostri soldini, riusciamo ad aiutare dei bambini che non hanno dei genitori. Avete capito? Allora dico voi perché le mamme le sanno già. Succederà sempre solo a Napoli. Va bene? Allora noi vogliamo lavorare per questa partita a queste 4 idee, per l'adozione dei bambini a distanza, e poi vogliamo lavorare per Mondo X, e poi lavoriamo per un'associazione che si chiama La Strada, e poi lavoriamo per la... Sapete cosa vuol dire vendere i biglietti? Adesso io vado in un grandissimo ipermercato, mi metto lì e vendo i biglietti a tutti quelli che vedo. Chi non compra i biglietti gli dico che è...
va? Vogliamo provare a cantare un pezzo di canzone insieme? Qualche pezzettino? Allora, forza! Non restare chiuso qui, pensiero, riempiti di sole e vai nel cielo, cerca la sua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai che è vero, che è vero. Sono un uomo strano ma sincero, cerca di spiegarlo a lei, pensiero. Quella notte giù in città non c'ero, male non l'ho fatto mai, davvero, davvero. Solo lei. Volevo dedicare la volta. Forse ma ad un tratto so che devo lasciarmi, tra un minuto me ne andrò. E non dici una parola, sei più piccola che mai, in silenzio morderai le suonerai, so che non perdonerai, mi dispiace guardare il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà. Brava maestra! Va bene? Oh, piccola Katie, oh, piccola Katie, piccola Katie, stanotte ho bruciato tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole, i tempi dormivi, ed il tuo diario che sempre riempivi, solo con ciò che faceva piacere a chi di notte la dava per te. Piccola Katie, oh, piccola Katie, oh. Ti discorsi sempre da bar, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Questo è triste, mi viene da piangere. No, continua! Va bene, forse questo, aspetta. Ed io dovrei comprendere
Metti un periodo buio di senza amore, in cerca di una notte fatta per bere, e fai di tutta la tua vita un bicchiere, e aspetti un'alba che ti porti a dormire, ed è malinconia a farti compagnia, ti dà sempre ragione, ma in cambio poi chissà che vuole. Metti un amico e chiamare le partite, probabilmente non si può più sentire. Va bene, va bene. Adesso io vi lascio, ma se volete, ho visto che state buoni, che la signora maestra e le signore maestre vi organizzano, non vi muovete per ora. Se qualche mamma, allora ragazzi, se qualche mamma ha 10.000 lire o 15.000 lire o 20.000 lire, fatevi comprare il biglietto e io ve lo firmo. I biglietti allo stadio costano 10, 15, 20.
Sì.